Quando gli estremi si toccano, o nel caso trevigiano, quando il pensiero di due eretici per i rispettivi partiti coincidono. È il sunto della posizione dell'onorevole Simonetta Rubinato di Bepi Covre sul referendum costituzionale e quello sull'autonomia per il Veneto. Due sì che hanno indispettito e non poco le rispettive segreterie. Questi due sì dicono che Bepi Covre e io siamo in sintonia con il sentiment della gente veneta, degli imprenditori veneti, mentre le dirigenze dei partiti che dicono no al referendum costituzionale o non si pronunciano su un chiaro e forte sì all'autonomia veneta, sto parlando dei partiti a cui io e Bepi Covre siamo iscritti, lui è la Lega Nord e io il PD, probabilmente sono loro che devono tarare la loro lunghezza d'onda con il popolo veneto. Una bacchettata secca ad una segreteria regionale dei democratici che sta ancora cercando una sua identità da parte di una parlamentare che non ha mai abdicato le sue convinzioni. Ad iniziare dal fatto che il limite all'autonomia del referendum costituzionale sarà un bene per il Veneto. Sicuramente c'è un limitare l'autonomia, ma questo limitare l'autonomia per noi, per il Veneto, fa bene per due motivi. Uno, perché la limitiamo alle regioni che non l'hanno gestita bene, e per noi è un vantaggio che qualcuno non continui a sprecare e a gestire competenze con risorse in modo inefficiente. Ma resta lo strumento sul quale da tempo anch'io mi batto, che è quello dell'autonomia differenziata. Ovvero la richiesta avanzata dal governatore Zaia al premier Renzi. Per dar forza a questa possibilità, a questa opportunità, a questo vero e proprio negoziato come oggi già fanno Trento e Bolzano con il governo nazionale, potremmo farlo anche noi, per dar forza a tutto questo serve un enorme positivo risultato sia al sì alla riforma costituzionale, sia al sì poi in primavera, io mi auguro, al referendum regionale sull'autonomia.